Inizia la stagione per il calcio Padova e inizia anche la stagione per il calcio a 5. Siamo con Mattia Risi alla festa della Piani con gli Ultras, grande serata, però vogliamo parlare di questa nuova stagione. Cosa sarà del Padova calcio a 5 quest'anno dopo la bella esperienza dell'anno scorso? Ma manterremo la stessa logica che abbiamo sviluppato l'anno scorso. Abbiamo fatto degli ingressi interessanti, un portiere di Serie A, un Luca Dorio che giocava nelle fila dei nostri avversari l'anno scorso. Diciamo che sarà una buona annata. C'è da dire una cosa, che ci troveremo davanti, sono scherzoni, ci troveremo sempre davanti a delle squadre molto competitive, soprattutto quest'anno. Quindi l'interesse nostro è sempre stato quello lì di sviluppare il settore giovanile alla base dei praticanti. Continueremo in quel senso e faremo un campionato di C1 molto importante. Ecco, vorrei ricordare che il calcio a 5 Padova calcio a 5 non è solo la prima squadra, ma soprattutto è un grosso settore giovanile, perché voi state lavorando moltissimo con i giovani, dai più piccolini. Beh, c'è da dire se nel panorama padovano siamo gli unici che hanno tutte le categorie nel settore giovanile. Noi puntiamo molto sul giovane. Il giovane per noi è una risorsa da un punto di vista etico-sportivo, di moralità, perché abbiamo bisogno di portare avanti questi ragazzi e formarli nel senso dello sport, nel senso reale dello sport, nel piacere di giocare e nello stare insieme, cosa che ultimamente si sta perdendo. Quindi stiamo cercando di mantenere quei valori che una volta di base c'erano e che adesso si stanno perdendo. Ecco, Mattia Risi è un po' il factotum, l'anima del Padova calcio a 5, perché lui è il presidente, è il direttore sportivo, è l'amministratore delegato, fa un po' di tutto, però so che hai rafforzato anche la società, è arrivato anche un nuovo direttore sportivo e altri personaggi che possono darti una mano. Prima o poi li conoscerete tutti, non sono il factotum della società e lo voglio ribadire. Ci sono delle persone dietro di me che mi stanno dando veramente tanto una mano e sono parte integrante della società. Ad aprile noi abbiamo fatto uno spin-off della società vecchia e abbiamo generato una società totalmente partecipata dalla società precedente per creare un'anima che possa durare nel tempo. All'interno del nostro staff c'è un CDA che è composto da svariate figure, non vorrei fare dietrologie, ma figure che si sono sempre coinvolte nel calcio a 5 e che hanno dato una mano per tutto l'anno scorso e sono parte integrante e peraltro figure che scelgono insieme a me cosa fare nel domani. Allora Mattia, ricordiamo, l'appuntamento è sempre il venerdì sera al Palagozzano per vedere la prima squadra che quest'anno promette bene. Ma promette quel che deve promettere, io non porto mai avanti delle cose che non riesco a tenere sotto controllo. C'è da dire che Enea c'è, pare che ci sia. Noi ci siamo, spero di vedervi tutti quanti insieme per vedere l'attività del calcio a 5 e del calcio Padova, la città, spero nella città, spero in tutto quello che abbiamo visto l'anno scorso.